Oggi facciamo un giretto. Prepariamo per andare su al Grappa. Abbiamo conosciuto dei ragazzi di Padova. Sì. Sono venuti in moto anche loro qui al Grappa. Novizi. Esatto. Stiamo imparando. Adesso andiamo a vedere il tunnel di Vittorio Emanuele III. Il tunnel di Vittorio Emanuele. Ci hanno detto che la strada del salto della Capra è chiusa. Bellissimo. Siamo giunti anche oggi alla fine di questa nostra avventura. Grazie che ci seguite e un abbraccio. Ciao. Amici followers, ma direi soprattutto Amici. come al solito, oggi facciamo un giretto, un bel giretto. Sì, perché il mio socio si è preso un giorno di ferie, anche Io se ha lavorato questa notte. ero in mezzo ai pinguini tattici nucleari. Non so se avete sentito, a San Giuliano c'è stato il concerto, 60.000 persone sotto di me. 60.000, no, un bazzecco. Andiamo a fare un bel giretto al Monte Grappa, che è il nostro preferito. E andiamo a visitare cosa? La galleria di Vittorio Emanuele III. Quindi vi porteremo dentro la galleria, penetreremo dentro la galleria. Sicuramente facciamo un pranzo perché dobbiamo mangiare. Intanto e bisogna vediamo tisnare. dove andare. E poi facciamo il salto della Capra, che è un'altra strada vicino al Grappa. Che è piccolina, stretta, Molto stretta, ma molto bella, panoramica. panoramica. Li facciamo vedere. E dopodiché andiamo a vedere anche la gipsoteca di Antonio Canova. È che dice il mio socio di Canova, che non so cos'è, E andiamo a vederla. ma noi andiamo a vederla, perché noi, ricordatevi, vi facciamo vedere sempre cose nuove e cose belle e cose interessanti. Quindi seguiteci, qui sotto sempre, Esatto. il mio socio vi lascia il nostro canale, il link da schiacciare, vi catapulta al nostro canale, la schiacciate subito, appena ci vedete le nostre due faccine, anzi, ecco, vedete un attimo che vi faccio vedere, lo abbiamo anche qui in moto, vedete, se si vede, eccolo là, vedete le nostre due facce così, schiacciate subito, iscrivetevi, tac, e vedete i nostri video. Esatto. Cosa molto succinta. Basta, un salutone, noi partiamo perché è già un po' tardino, Sì, perché sono le 11, ma io lavoro. Sì. A dopo! Comunque, a dopo. Ciao ragazzi. I try to pray for you. I try to pray for you. C'è il microfono? Certo. Mamma mia. Amici, grazie ai vostri numerosi iscritti e quindi al vostro contributo, abbiamo preso la telecamera nuova. No, a parte gli scherzi, abbiamo fatto un mutuo. Abbiamo preso la telecamera nuova, quindi se vedete delle riprese migliori, ditecelo sui commenti, perché veramente questa funziona. La stiamo provando, no? È la prima volta che facciamo queste cose qua. Vedete, il mio socio si sta dilettando nel andare. Vedete? Oh. Adesso andiamo a fare. Adesso andiamo a bere il caffettino, perché anche se sono le Diritto. 11:30 dobbiamo bere il caffettino diritto. Vi aggiorniamo dopo. Ciao. Pray for you. For you. For you. I try to pray. Socio, stiamo partendo. Vedo che ti stai vestendo Preparando che ci prepariamo per andare su al Grappa. al Grappa. Ti stai smudandando. Abbiamo tutto l'apparato. Praticamente noi è una centrale elettrotermica, ci fa una pippa. E quindi Sono 2 giorni. esatto, adesso partiamo. Guarda, ci si vede anche per lo specchio, saluta e c'era il commesso dentro, ci ha salutato. Don't wanna write any more of our story, 'cause I know how it is. When love isn't enough, you have to move on just to be numb. You know the rules there. No, it's not right. No, it's not right. I sleep better at night. When love isn't enough, you have to move on just to be numb.
knows them. No, it's not right. No, it's not right. But I'll sleep better tonight. Invece, come sempre, abbiamo finito di mangiare adesso, che sono le 3:15. Porchi. No, non abbiamo mangiato tanto. No, infatti. Allora, ci siamo fermati, che vi faccio vedere le annotazioni qui, così vedete, al rifugio Bassano, che è proprio il rifugio vicino all'ossario del Grappa. Allora, abbiamo mangiato leggero, perché il mio socio ha preso delle bigoli con il sugo di cervo, che io rinascerò, cervo primavera. Io invece ho preso il formaggio, quello tipo fricco, fuso con i funghi e la polentina, un quartino di rosso, forse perché siamo un pochettino più brilletti. siamo più brilletti, infatti non scendiamo subito con le moto, ma aspettiamo 5-6 giorni che ci passi la sbronza, e l'acqua e il caffè. Esatto. Pagato poco. Sì, io quindi quello ti ho dato fuori anche un soldo. È vero, scusate, devi dare 15 euro. Ah, ok. Abbiamo speso 15 euro a testa, quindi perfetto. una monata. Adesso andiamo a vedere il tunnel di Vittorio Emanuele III. Vi consigliamo di venire a mangiare anche qui perché si è mangiato bene. Sì. Ci sono delle varie maglie anche giù nelle varie strade per venire su il Grappa, dove potete trovare dei ristorantini, però noi abbiamo mangiato qua, abbiamo mangiato bene. Com'erano i bigoli? Buoni? Buoni, molto buoni. Locale molto carino. Sì, il locale carino, freddo, ma abbiamo conosciuto anche dei ragazzi. Ragazzi, Eccoli qua. venite, i nostri amici non vengono. Abbiamo conosciuto dei ragazzi di Padova, Sì. bravi veramente. Ecco qua, Facciamo un gemellaggio. Che sono venuti in moto. E quindi sono venuti in moto anche loro qui al Grappa. Novizi. Esatto. Stiamo imparando. Sono novelli. Siamo freschi di moto. Adesso scendete giù, giusto? Sì, adesso calmo. E se noi adesso vediamo che il Che ci passo fa- del passo della capra l'hanno chiuso, vediamo Ci hanno che giro chiuso il fare. salto della capra, Esatto. quindi non possiamo- Esatto, non possiamo più saltare. Ok. Va bene. Ciao, alla Ciao a prossima. tutti. Ciao ragazzi. Ah, soprattutto felice. Andiamo finalmente giù. Andiamo finalmente alla galleria. E come avete visto, abbiamo trovato questi nostri amici e poi faremo conoscere, no? Sì. E molto gentili, molto educati, giovani, giovani come noi. Sì, proprio. Allora non c'è, Io penso la nostra età. la nostra età, vabbè. Adesso andiamo a vedere il tunnel di Vittorio Emanuele III. Se ci fanno entrare, Se no, ma tu giro per se niente. no, ragazzi, fra il salto della Cavara che è chiuso, fra insomma delle stradine qua. Sai che siamo partiti un po' tardi, però dai. Comunque il Grappa ha sempre il suo fascino. Sì, sempre. Senti, guarda l'abito che sta arrivando con la motorella. Con la motorella con lo scappamento scampato. Sì. No, solo 225. Dovrebbe andare anche piano, no? Adesso tra poco attraversiamo? i nostri amici, sì. Attraversiamo. Attraversiamo. Si scivola però, Si sta addentrando nella grotta del tunnel di Vittorio Emanuele. Bellissima esperienza. Molto freddo. Molto freddo. Molto freddo. Molto freddo. Come la vediamo era anche Solo qui là dove sarà riportato ah, queste sono le tracce. Qual è il cosa antinfortunistica? Freschetto. Ma facevano prima andare per la strada normale, saltare. Ah, quindi, no, sono le due di emozione. Grazie. Ah, eccoli qui. Venivano usate dai nostri commilitoni per andare a difendere il nostro paese. Varie sentenze. Ecco perché che sei cassetto.
Qua non c'erano i gradini, sono stati fatti successivamente per abbellire la porta. Dove sai? Scivola. È molto bella la galleria di Vittorio Emanuele. Devo dire, freschetto. Sì, sì, fresco. Infatti, se nei prossimi video non ci vedrete per una settimana perché abbiamo preso il Corella. E la cosa strana è che c'era un alpino proprio del posto. Sì, molto del posto. Sì, gli abbiamo chiesto, scusi, una cortesia, ci hanno detto che la strada del salto della capra è chiusa. Prima volta mi ha detto, salto dalla capra. La strada? Sì, faccio la strada, c'è una strada dove c'è un piedistallo, li faccio con la capra e c'è ma un capra animale? Sì, la capra. Salto della capra? Ma dov'è? Dico, credo su di qua. Ah, allora se esce da qua sarà aperto, ma la capra cammina, non salta. Va bene, grazie. Era uno del posto. Era uno del posto, era di Belluno Sud. Sì, Belluno Sud. Cosa nuova del Grappa, perché siamo già stati qua nei video precedenti, se volete andarvelo a vedere. Però metteremo il link sotto, anzi sopra, si vede sopra il link, sotto il nostro canale, perché è importante, se vedete il video, iscrivetevi al nostro canale. E mettete mi piace se vi piace. E seguiteci soprattutto, perché mettiamo tanti bei video, quindi un aiutino ce lo date. Fatto un po' di vento. Siamo un po' congelati, infatti presumo che ci berremo un caffettino. No, andiamo via, ci prepariamo. Sono già le 5, ragazzi. Sì. Non è che qua stiamo a girare i cavoli e le capre, anzi adesso ci portiamo alle moto. Non siamo stanchi, non abbiamo fatto assolutamente fatica e quindi adesso andiamo alle moto. Ciao ragazzi, dopo. Siamo pronti? Ricordatevi, caschi sempre ben allacciati, fari accesi e via! Verso l'infinito e oltre! Siamo quasi arrivati a dove bisogna girare. Vedi, a 1,5 km è chiusa la strada. Andiamo di qua. Ho detto dove sarà? Sì, ma noi attendiamo. Andiamo a vedere fin dove arriviamo. Vedi. Basta, più là. Sì. Vediamo cosa c'è. È chiusa la strada, ma con le transenne anche, col cancello con le sbarre. Piano. Le vacche. Amici, le vacche, guardate quante le vacche che ci sono. Vedete che avevo ragione io? Mangiando insalata si ingrassa. No, quello è il mio socio col casco, non è una vacca. Soprattutto amiche, abbiamo trovato degli amici che ci hanno prestato e fatto dei video con il drone. Bellissimo, sì. Il drone è una grande esperienza. Socio, quando avremo i miliardi prenderemo anche noi il drone. Sì, me l'hanno fatto anche provare, sì. Fortissimo, una sciocchezza, carino. Abbiamo salutato i nostri amici. Sì, abbiamo una mucca in mezzo alla strada. Vediamo che non è scorresa. Bella esperienza anche oggi, devo dire la verità. Sì. Ci dispiace che non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Ma ci hanno chiuso la strada perché il salto della cavara. Io non siamo riusciti a farlo. Appunto lo facciamo la prossima volta. Facciamo il salto della capra, facciamo l'altra strada che porta al salto della capra. Sì. Andiamo da giù verso su e dopo andiamo a vedere anche il museo
Gipsoteca di Canova. Sì. Ed è per un vero biker, il vero biker. Un vero biker deve sedersi sulla sedia dopo che ha messo la moto tutto il giorno al sole, una sedia sicurezza che devi mettere un uovo e diventa una cocca. Un vero biker si siede sopra e non dà che ciglio. Tu sei un vero biker? Sì signore! Allora un vero biker anche quando viaggia a una velocità alquanto sostenuta di circa 300-350 km/h non deve avere la visiera, non deve avere gli occhiali, ma deve avere due specchini negli occhi e correre fino a casa. Tu sei un vero biker, fai sto caso? Certo sì signore, sì! E allora tu sei un vero biker, anche il vero biker quando corre per la strada deve sempre stare attento agli altri, perché gli altri ti vengono addosso, non sei tu per addosso, anche se tu speroni uno, è lui che è frenato, se uno ti viene in culo, è lui che ti viene in culo, devi stare attento, tu sei il vero biker? Sì signore, e allora vai, dimostramelo, vai biker! Follower, Ma soprattutto amici. Siamo giunti anche oggi alla fine di questa nostra avventura. anche oggi non siamo riusciti a fare tutto quello che abbiamo detto, No. abbiamo avuto dei problemi, non colpa nostra. No, assolutamente non c'entriamo mai niente. Noi ne abbiamo di ben donde da non c'entrare nulla. Noi abbiamo fatto purtroppo i nostri giri, ma Abbiamo trovato la strada chiusa. il coniglio Sì, era chiusa. il passo era chiuso. Il passo che dobbiamo fare della capra che La salterina. capra che salta è Niente, chiuso. era chiuso. E domus E per cui era l'unica strada per andare a vedere dopo il Domus- che facciamo vedere la Esatto. gipsoteca. esatto. Però andremo la prossima volta. Facciamo un altro giro un'altra volta. non Andiamo a vi fare preoccupate. il salto della capra. Andiamo a vedere la gipsoteca. Esatto, una cosa, andate al Grappa che ne vale proprio la pena e andate a vedere il tunnel di Vittorio Emanuele III. E un'altra cosa, seguiteci Iscrivetevi al canale. che troverete qui sotto, Sì, come sempre. entrate nel nostro canale, c'è scritto iscrivetevi. Cosa diciamo? Vi salutiamo, Salutiamo tutti. vi salutiamo al prossimo video che non sarà questo sabato, Però il prossimo sabato faremo un andremo a salto. fare un altro giretto da un'altra parte. Grazie che ci seguite e un abbraccio. Ciao. 1 minute later. C'è un rumore, lo senti questo rumore? Madonna, tipo vibro di qualcosa. Un rumore in giro. Non capisco. La moto. Vieni da qua, stai, da qua dentro viene. Sì? Sì, sì, Dentro la borsa. sì, da dentro. Dov'è? Guarda Daniele, vieni a vedere. Cosa c'è? Guarda. Ciao! Ciao, quanti follower! Mamma amici! mia! Ciao amici! Ciao! Fate seguirci. Madonna, 282 followers! Tutti qua dentro! Ma che cosa ci fate qua? Va bene, dai. Hai visto? Sì, quella ultima di oggi. Carissimi, grazie mille di seguirci! Grazie ancora, Alla Ciao, prossima. alla prossima! Ciao. Ciao ragazzi!